Per noi è un motivo di vanto ospitare Sisina Augusta e Angelo Manzotti in questa cornice che tutti gli anni ospita appunto eventi teatrali, musicali, di danza di alto livello, e sono certa che questa sera sarà la conferma di quello che già è avvenuto in passato, e credo anche che verranno toccati tematiche e temi molto importanti nell'ambito sociale con una chiave di lettura moderna, in quanto conoscendo la creatività di Sisina Augusta e Angelo Manzotti so che avranno elaborato delle sorprese molto forti a livello emozionale. Il nostro progetto è partito dal pensiero rivolto a Monteverdi, alla sua grandezza e alla sua musica, con il Ballo delle Ingrate, che venne scritto appunto per Mantova, per la corte gonzaghesca nel 1608, per il matrimonio del figlio di Vincenzo Gonzaga, e poi il combattimento di Tancredi e Clorinda, di cui ricorrono quest'anno i 400 anni dalla prima rappresentazione pubblica. E quindi abbiamo pensato di fare questa meravigliosa musica seicentesca, però con una revisione modernizzata di tutta quella che era la regia. La prima parte, cioè il Ballo delle Ingrate, non saranno ingrate chiuse nell'inferno perché per superbia non si sono concesse agli uomini, ma saranno semplicemente delle donne di oggi in una squalidissima periferia orrenda di grandi metropoli, che si ribellano però al ruolo che cercano di imporli, cioè mandarle sulla strada e così via. Il combattimento sarà un grido contro la guerra, perché mentre sotto Tancredi e Clorinda guerreggiano e si combattono fino allo stremo e alla tragedia, stupidamente, non pensando di essere entrambi degli esseri umani, ma sono due fazioni, sopra sulla pedana si vedranno dei buoni borghesi ricchi e opulenti della nostra società occidentale che bevono, brindano, bevono champagne, e mentre sul video scorre la guerra ne sono totalmente incuranti e non gli importa assolutamente nulla di questa cosa. Quindi questa è la visione, diciamo, una a favore delle donne e l'altra contro la guerra che abbiamo voluto dare.